Rieccoci nel nostro studio qui a Firacavalli, ma lei è la stessa che ieri era vestita da spaziale, Sì, è la stessa? sono io, ero vestita da lupo. Non ho capito, lei era vestita da cosa? Da lupo? Se lo dice lei io le credo, non so, io un lupo di quel colore non l'ho mai visto, però io le credo, se ne è convinta non voglio... Sono io, sono io. Allora, grazie Anna Cavallaro, l'abbiamo vista ieri. Devo dire che mi piaceva di più ieri, senza cattiveria. No, perché la tuta era più aderente solo per quello. No, perché abbiamo avuto modo, non sapendolo, di comunque poter far vedere quello che è questo bellissimo sport che è il volteggio e spiegare anche perché non porta il cap e nemmeno gli stivali. Io però la invito a presentare gli altri ospiti. Abbiamo qui con noi Edoardo Dall'Amico, volteggiatore dell'Associazione Sportiva Equestre La Fenice, che ha gareggiato appunto nel mondiale 2018 a livello junior e ha raggiunto il quinto posto, un ottimo obiettivo. E poi abbiamo qui Nelson Vidoni, che è l'allenatore e il longier di tutti i cavalli della Fenice. Vidoni, da quanto la sopporta? Ormai sono abituato e tengo duro. No, anche perché mi ricordo che l'ho vista a Portogruaro da infortunata che ciò nonostante non resisteva. Perché non è facile la bestiolina. No, non è. Però penso che per essere un campione ci vogliono anche quel tipo di carattere. Assolutamente. Allora, caso raro nel mondo dell'equitazione, siamo 3-1 rispetto a un'unica donna, ma in questo nostro sport la presenza femminile e quella maschile, dato che spesso noi siamo in netta minoranza, è fortemente disequilibrata. anche perché sono più gli uomini ovviamente. No, sono più le donne. ma non me l'aspettavo. Com'è che allora invece un maschio scopre la passione per il volteggio, che adesso, scherzi a parte, potrebbe evidentemente sembrare uno sport più adatto come forma alla donna? Nel mio caso è totalmente casuale, nel senso che a 6 anni circa mio padre mi ha messo su un cavallo che era tenuto alla longia da Nelson. Sei il colpevole lui? Sì, lui è il colpevole assolutamente. E da lì non sono più sceso, quindi è circa 13 anni che Nelson sopporta me e il mio carattere. Devo dire che provo sincero dolore. Però una cosa che c'è molto bella ieri Anna, che sin da piccoli gli insegni a cadere, a rotolare. Sì, perché lavoriamo in una specie di palestra, una piccolina dove abbiamo un cavallo finto, dove abbiamo i matarassoni. Abbiamo un bambino vero invece che ti ha attraversato. Ecco. Ciao. Vai tranquillo. Bellissimo, è il bello della diretta, è passato un proiettile. E lì insegniamo ai bambini a fare la capriola, il roll che si chiama, e a fare tutti i tipi di movimento con il loro corpo per accutire certe cadute. E poi può sembrare banale, ma io una volta ero in moto, fui travolto da un'automobile e per fortuna che facendo equitazione, avendo avuto esperienza con un simpatico cavallo di 1,85 al Garrese che si starnutiva ci faceva volare, ed essendo caduto tante volte ho imparato a cadere. E quella volta che la moto fu travolta io andai a 20 metri dalla moto, ma riuscii a lanciarmi sulla aiuola e a rotolare e non farmi nulla, quindi vedi? ho ripreso la moto, sono risalito e sono partito, quindi bravo. Cadere in realtà, per cadere bene vuole dire No, bisogna, perché alle volte quando uno sta per cadere praticamente diventa rigido e questo fa che si possano fare male. Abbiamo in diretta per quanto arriva? Alle 5, va bene, d'accordo, va bene, alle 5, grazie. Chiedo scusa, abbiamo contrattempi, era il presidente Regione Veneto, qui tutto in diretta, va così. Abbiamo anche un microfono che si cambia, grazie Alessandro, succede di tutto, ma allora posticipato l'appuntamento con Luca Zaia che sarà qui in pratica a fine giornata. Noi teniamo duro per aspettarlo, ma no, scherzi a parte, dovevamo averlo appunto, non sapevamo se avevamo messo prima Anna Cavallaro, Luca Zaia in questo sblocco, invece Zaia ci ha appena chiamato che ritarda, arriverà alle 17, parrebbe. Speriamo bene che arrivi, insomma. Chiedo scusa, ma io dovevo rispondere, non potevo fare a meno, altrimenti era un problema.
Una domanda che facevano ieri, occupandosi di sicurezza a cavallo, anche un cavaliere importante come Penelosa, e diceva: perché nel volteggio, vediamo se risponde uguale, questi non hanno il cap? Ma perché non è una guida autonoma, hanno 2 maniglie, 2 staffe, una ginnasticamente parlando sono molto più preparati che un saltatore d'ostacoli, sono anche preparate per le cadute e tutte le figure che possono fare, sì che c'è l'equilibrio che loro hanno sopra la schiena del cavallo è diverso all'equilibrio di un saltatore che ce l'ha sulle staffe e ce l'ha anche sulle redine. Loro hanno le mani libere, devono pensare solo al cavallo e al loro movimento, perché la guida la faccio io. E allora, visto che loro due hanno imputato ai più presenti di averli appassionati, ma Bidoni, come si è appassionato al volteggio? Io sono nato con i cavalli, mio padre aveva una prateria e avevamo 70 passacavalli e io proprio avevo la passione del cavallo nel sangue. Il cavallo, ma il volteggio? E il volteggio perché sono anche ISEF, insegnante di educazione fisica, mi piaceva combinare le due. Mi piaceva la ginnastica e ho abbinato cavallo, ginnastica, volteggio. È più facile, non so se si possa dire mettere in sella, se ci possa stare questo termine, perché appunto abbiamo visto e abbiamo fatto vedere come la sella sia diversa. È più facile avvicinare questo sport, sinceramente, un ragazzo o una ragazza, un bambino o una bambina? Ma noi abbiamo anche tanti maschietti, però sicuramente è uno sport, essendo uno sport di ginnastica artistica, anche nella ginnastica ci sono più femmine che maschi. Siamo rovinati, proprio non ci proprio nel salto ostacoli tutte donne, nel completo siamo rovinati. È anche questione di casualità, a un certo punto sì, non si preoccupi. Sei l'ultimo dei moicani. Prossimi appuntamenti sportivi? Allora, prossimo appuntamento sportivo è il 5 dicembre a Salisburgo, guardo per conferma. Conferma? E poi verrà la nuova stagione e da lì ci vedrà. L'ambizione qual è? Arrivare dove? Beh, insomma, bisogna porsi un obiettivo, un traguardo. Poi non è detto che uno deve morirci dietro se non lo raggiunge. La Juventus vuole vincere la Coppa dei Campioni, noi romanisti ci auguriamo non ci riesca mai. Beh, io mi auguro di ripresentarmi ai mondiali di nuovo, però ovviamente bisogna vedere la preparazione che c'è dietro e anche quanto io mi impegnerò, perché prima di tutto si tratta sempre di una sfida con se stessi, di conseguenza il primo che deve essere preparato sono io. E invece ricordiamo che appunto dopo quell'incidente che dicevamo che in cui Anna Cavallaro si era fatta che cosa non lo ricordo. Rotta il crociato? Ma di chi è la colpa se si è rotto il crociato? Sua, del cavallo o del... No, è stato praticamente una discesa. È stata una discesa alla Coppa UE in America. Aveva finito di fare tutto, doveva solo che scendere. Ha fatto una verticale ruotata, era andata giù bene, però le ha ceduto il ginocchio destro e è rimasta lì e purtroppo... Colpa del ginocchio. Colpa del ginocchio, mica tu, il ginocchio. Nel tuo sport un incidente di questo genere ferma l'atleta per quanto tempo? Io sono ferma da gare da 1 anno e adesso speriamo, ci stiamo preparando per uscire in gara a Salisburgo a dicembre. Che poi ricordiamo Anna Cavallaro non ha fatto tante gare, si è risparmiata in carriera sua, infatti è andata qualche volta agli italiani. 11? 11 volte. No, sei andata quante volte? No, 12, una in giovani, no. 12 volte. 12 volte. Ne so più io. Poi lì dice 12 volte, che una volta l'hai vinto? In under 12 era all'epoca ancora il primo campionato italiano mio. E poi? E poi 11 volte da assoluti. Grande. L'anno scorso non si è presentata, vuole fare 13 perché porta fortuna l'anno prossimo, quindi per favore cerca di batterla, provaci, impossibile. Anche potessi non sopravviverei a casa, quindi non mi permetto lo stesso. Non tollera di perdere, non è sportiva. No. Di che fai il tifo per lui? Tifo per te,
solo in gara però. Obbedisco. E poi qualche vittoria internazionale è successo così casualmente? Sì, abbiamo fatto un grandissimo secondo posto ai VEG del 2014, che quella è stata veramente una gara molto bella. Grandi vittorie? E poi abbiamo vinto 3? Coppa del Mondo. Non è mica ancora detto. Certo. Io lo ripeto sempre perché, ripeto, per capire anche a volte la dimensione di un atleta. Poi loro, devo dire, sono persone normalissime che non si vantano minimamente, però per chi ci sta seguendo, per far capire anche che atleti di che livello ci sono in Veneto in questo caso, non voglio dire in Italia, ma ci tengo a dire in Veneto, ricordiamo appunto come Anna Cavallari abbia vinto 12 volte i campioni italiani e 3 volte la Coppa del Mondo, che davvero credo, non so quanti altri atleti al mondo abbiano un palmarès. È unica. Non credo quanti È arrivata una giornalista inglese, ha mandato a lei una lettera dicendo che era lei la unica campionessa per 3 volte nel mondo. Ecco, mi fa piacere che l'abbia confermato. Qual è l'importanza del suo ruolo? Che l'abbiamo visto anche... prima di tutto essere concentrato con il cavallo e non guardare l'atleta in quel momento di gara. Li guardo tanto in allenamento, ma in gara devo concentrarmi. In gara il cavallo, non l'atleta? No, solo il cavallo. Io devo fare il mio lavoro e lei deve fare il suo. E il cavallo deve fare il suo, perché faccia il suo devo essere io concentrato. Così, si è rotto il crociato, io non c'entro perché non ti guardavo. Però dopo esce dalla gara e ti dice no, ma hai fatto male lì. Sì, l'occhio scappa, però sulle spalle a destra del cavallo non sempre. Qual è il rapporto tra il cavallo e chi lo guida? I miei cavalli hanno la mia voce proprio dentro le orecchie, proprio qualunque cosa faccio io loro lo capiscono, a voce. Addirittura scaldo i cavalli anche senza longia alle volte. Addirittura? Senza Sì, hanno tutto il campo libero, un campo di 40x20 e lui gira nel circolo sia a mano destra che a mano sinistra. Con la voce? Passo, trotto, galoppo. Mi sembra, se non ricordo male, che è quello che adesso avevi anche ieri, che si chiama, ricordiamolo? Monaco. È il tuo secondo cavallo? È il cavallo di punta adesso con cui lavoriamo, secondo, no? Sì. E Perché prima abbiamo lavorato con Harley, il grande Harley. Ecco, fra l'altro vediamo delle immagini proprio di questo sport meraviglioso, credo che valga davvero la pena di vedere. Qui c'è una molla che ti lancia, esatto. Io mi domando come fa poi a ricaderci sopra, non lo so, non riesco a immaginare, però davvero, davvero straordinario. Quanto si soffre, uso questo termine, a cambiare cavallo? Tantissimo, perché non eravamo pronti a staccarci da Harley, perché comunque Harley ci ha portato a vedere i campi internazionali e a vincere in campi internazionali e mondiali. Allora, come si dividono le vittorie tra i due cavalli? 2 Coppe del Mondo vinte con Harley, una vinta con Monaco e poi tantissimi internazionali vinte. Italiani? Italiani 2 vinte con Monaco, no, 1 vinto con Monaco. Uno vinto con Monaco. Uno vinto con Monaco. Coppa del Mondo vinto con Monaco. L'ultimo. Si è dato, ne ha vinte 11 E il italiani. resto Sarà duro a vinto sorpassarlo. Fai tempo di andare in pensione. Non può reggere vinte altri 11. No, non E si comunque può. dopo, quando sei a cavallo e lavori con lui, cioè adesso lavorando con Monaco, sempre c'è il ricordo di come era Harley, di come si lavorava con lui. Ma Harley faceva questo e Monaco no. Per chi non è su bel cavallo, tra i due chi è meglio? Dei Tra i due cavalli, sì. È difficile. Lo so che è difficile. Mica posso fare domande facili. Harley ha fatto tanti Vabbè, anni come chi è dei due migliore? Fino a oggi ancora Chi è il migliore dei due? No, fino a oggi, ieri, ma domani. Chi è migliore? Sono tutti e due forti. non ce la fa proprio. No. E un'ultima cosa, la carriera di un atleta del volteggio fino a che età può continuare? E io penso che l'Anna arriverà fino ai 40. Ne ha? 33. Pensate, 7 italiani sono allora, 7 italiani sono venuti, siamo nel 2019, finisce nel 26, per il 28 ti puoi prenotare, va bene così. Allora, vi do appuntamento al 28, grazie per queste immagini che arrivano dalla regia di Ride TV. Per il 28 abbiamo prenotato lui per i campionati italiani, ci contiamo fino ad allora è meglio. Se vedi che sei in Ne sto testa, fuori, fai un errore. Sì, certo, Così, ovviamente. almeno a casa sei tranquillo.
grazie a voi per averci seguito, noi ci rivediamo ai prossimi 00. Grazie mille, Grazie a voi. a dopo. Fabio, ho cambiato, mi trovo al padiglione 4 e come vedi sono a uno sponsor di Fise Veneto, truccioli e derivati. Bellissimo vedere il nostro logo su questo trucciolo che già mi dà la sensazione di morbido, vorrei provarlo anch'io. Mi trovo in compagnia della famiglia Zanda, il signor Walter e il figlio Michele. Vogliamo un po' raccontare ai nostri amici che sono in studio di questo trucciolo, come viene prodotto? Chi vuole iniziare a raccontarmi? Questo è un prodotto vergine che viene dall'alta montagna, è puro legno di qualità abete, pertanto è senza polvere, senza nessun altri... ma scusa, ma è difficile? No, non è difficile, sappiamo che questo prodotto è una garanzia per tutti i cavalli. Quante balle di trucciolo devono essere messi in una lettiera perché il cavallo stia comodo, perché abbia tutti i loro comfort? 3 balle di trucciolo e 3 balle di trucciolo in un box praticamente. Inizialmente, dopo se ne aggiungono mezza al giorno praticamente. Viene pulito, sì, e se ne aggiungono mezza al giorno. La vostra ditta Truccioli e Derivati nasce tanto tempo fa ed è nata subito con i truccioli o fate altri prodotti? Facciamo altri prodotti, sempre per lettiere di animali, viene nata 40 anni fa e pertanto siamo specializzati sui lettiere per animali perché dormano meglio e perché siano più rilassati. Oltre allora che i cavalli, intende anche piccoli animali come potrebbe essere il gatto e altri animali. Bene, siete a Verona se non erro, dunque qui Isola della Scala? Dunque per voi partecipare a questa fiera cavalli giocate in casa? Certo. Bene dai, allora ringraziamo la famiglia Zanda, sappiamo che manca un componente, Johnny, che al momento non è qui allo stand. Invitiamo tutta Fise Veneto a... Avete capito? Truccioli e derivati, non dico altro, sponsor Fise Veneto. A te Fabio la linea, grazie signori. Grazie Roberta, siamo tornati dal campo di gara, dal tondino dove si preparano i cavalli, ma andiamo verso il campo di gara così raccontiamo anche un po' questa fiera cavalli, vedete dove siamo, anzi Alessandro spero vedete dov'è il nostro set e dalla parte opposta, chiedo scusa, dalla parte opposta ci infiliamo tra la gente e vi lascio e vi mando al campo di gara per vedere qualche immagine. Ora invece la campana per Alice Gravagno dalla Sicilia con Sugar Smooth.